questo clima di sfiducia e come si reagisce per effettivamente dimostrare chi è il Napoli in questo campionato e cosa può fare. Dimostrare chi è? Chi è il Il Napoli. Napoli in questo campionato? Ah, clima di sfiducia. Io penso che la squadra abbia, cioè perlomeno io la valuto in generale, io non, voi potete cambiare i verdetti ogni partita, la mia invece è una valutazione un po' più profonda sulla base del percorso fatto, perché io non posso avere questa disinvoltura da una domenica a un'altra, è è un'analisi sul percorso fatto, da dove siamo partiti, quello che è stato l'inizio, dove siamo ora. Da questo punto di vista sono convinto che i miei possano meritare ancora la mia fiducia e che possano conservare tutta la loro autostima possibile su quelle che sono le loro qualità e le loro capacità. Chiaro che poi bisogna assolutamente in questi casi non smettere di lottare, rimanere con una volontà lottatrice da un punto di vista di, anche se ho un momento dove non sto benissimo, dove mi riesce più difficile, come detto prima, questo fare possesso palla in quella partita lì, però rimango applicato a voler chiappare quella cosa perché è la mia soluzione, è quello che io devo assolutamente fare per portare la partita su un certo binario, perché quell'altra cosa la so fare peggio, per cui rimango fiducioso su quelle che sono le mie capacità, ecco. Noi dobbiamo restare agganciati alla possibilità di dare una felicità che poi non venga mai dimenticata dai nostri tifosi, perché sarebbe così e come si è detto poi anche fra di noi adesso siamo a un bivio su quello che si può scegliere, se essere dimenticati velocemente o se rimanere come nella testa di tutti i tifosi del Napoli come degli eroi, insomma, ecco.